Buongiorno da Leandro Maggi, siamo sul porto di Caleri perché oggi con un paio di amici che adesso conosciamo andiamo a vedere il granchio blu che da anni sta facendo anche in questa parte di laguna del Veneto, in particolar modo appunto nella laguna di Caleri a Rosolina Mare. Ecco, pronti a partire con Ortis per gli amici e con l'amico Ilo e siamo nella laguna di Caleri. Tu sei originario di Goro, grande paese di pescatori, ma secondo te il granchio blu è veramente un problema o è poi amplificato come problema? Per me è un problema grande, però come si dice a sterminare quello lì non so, ancora non ho l'idea come si possa fare a sterminarlo, perché mangia pesci, mangia tutto, resta in sé tutto qua. Le lagune da finire che finisce tutto. Ma già adesso è un problema, cioè nel senso già adesso vedi nel pescato molto meno roba? Sì, già adesso perché mi vedo qua a Porto Caleri, nati a fare per sportivi e siamo sportivi adesso perché sono in pensione ma ho sempre fatto il mestiere e pescatore, però come si dice una roba come questa perché non si può più pescare a cefali perché se metti giù le reti si trova che c'è quei granzi lì ti rompe tutte le reti. Ne ho una piccola, eccola lì, Grazie. il grasso blu, eccolo lì, quello lì. Fermati, guarda che grasso Era piccolo. Lì dentro, guarda, tu che comincia a fare il lagagno. questo è il lagagno, vero? Guarda, Aspetta che viene lì. passa lì. Ecco, prima pesca solamente un è grande però, caspita, Con che sarebbe anche piccolo questo come. questo è un go. Ah, ecco i piccoli, sì. Allora, qui sta fermo. I piccoli, sì, piccolo questo. È il granchio. È piccolo? No, il go. Eh? Allora, questo va, te lo faccio vedere. Per non farsi pungere dalle chele, cosa bisogna fare? Devo prendere di dietro, tra le chele di dietro, non davanti, dalle chele che Queste qua- sono queste- mordono. ah, Queste qua mordono, ti tagliano il dito. bello grande, eh? Sì. Questo qua è di mezza misura, cos'è? Adesso vediamo gli altri. Ancora? Datelo. Quindi fino adesso granchio blu batte go o cefalo 2-0 adesso. Due grandi. Uno più piccolo. Ma come si fa a distinguere la femmina dal maschio? Quando c'è No, qua dietro, la pancia rotonda. qua c'hanno una pancia marrone rotonda, perché questi sono maschi. Ah, questi qua sono maschi, quando hanno la pancia rotonda. Qua marrone, color marrone, grossa. E ci dicevi che ci sono 2 milioni di uova. Uova. 2 milioni. Sì. Questa- Guarda che- E ferma chi davanti al pesce. guarda il ragagno che aveva. Guarda. Che il lagagno cosa sarebbe? Sarebbe come le meduse. Ah, Guarda che qui è fino ma granchio blu a parte, è una laguna sana questa qua o la era una volta, adesso un po' meno? se non scavano il porto qua, vai. Già 3, sono 3 questi. Quindi siamo 3 su 3 pescate e altri pesci non ce ne sono. No, go, qualche go. Ma quindi in teoria li ha mangiati loro gli altri pesci? No, le partite, quando si mette davanti alla rete, il pesce fa fatica da dentro. E dà fastidio. Ma è una nassa questa qua come questa qua è una Ho nassa. un altro, va. Praticamente Deve essere adulti. Giù. 2. ma sto granchio qua mangia qualsiasi cosa. Per me è tutto, E
In teoria anche fa cannibalismo, vero? Cioè, si mangia tra di loro quando non trova niente. I suoi amici come si comporta, si bestie qui. Aspetta un attimo. Ecco, E qui sono go, quelli piccolini. quindi io questi qua un po'. È sempre maschi fino adesso. Sì, adesso sì, vediamo un po'. Vedi che Ecco, se la sta pappando. andiamo via. Guarda lì. Guarda, guarda. No, faccio notare che siamo rigorosamente in ciabatte e se scappa un granchio, Si mette il piede sopra. se ci metti il piede sopra effettivamente è un problema. Un'altra due anch'io. Guarda. Sgagna fino alla rete. Guarda. Aspetta, fate ancora. Praticamente con le chele taglia la rete e taglia qualsiasi cosa. Sì, taglia, ridi, taglia. Tutti taglia. Abbiamo già fatto quasi più di metà bidone. Guarda, Guarda un pochino. Che poi anche loro fanno il cambio del carapaccio. carapacce. Già mi sa, guarda che ne è nata. Adesso devo fare. Comunque fino adesso pescato pesce pochissimo, ma in compenso tanti granchi blu. E basta. Guarda Leandro, guarda. Dimmi che non hai mai visto tanti granchi blu così. No, io ero anche un po' scettico su, onestamente, che fosse così infestante, però effettivamente vede. Quanti saranno? Una quarantina? Sarei chi? 30-40 kg. Ma domanda Ilo, stasera te ne mangi uno? O... Non stasera, ma prossimamente, perché prima bisogna metterli in freezer. Ah, bisogna congelarli prima. Adesso no. No, io li metto in freezer perché prima Perché li le... metti in frigo per farsi la scorta. Ah, capito. No, anche perché quando li vai a cucinare loro no. sono morti. Se vai così ti pungono, allora bisogna No, levare no. le chele. No, questa cosa lui, sa, Ma meglio la femmina o il maschio da mangiare? è il maschio. Allora bisogna levare tutte queste chele qua, tutte queste punte qua e queste qua. Ah, c'è del lavoro anche. Sì. Poi si spaccano qua, 3-4 pezzi, si fa il soffritto, si buttano dentro con una passata di pomodoro, Ed è una carne come tipo... meglio del gran saporo, Ah sì? meglio del gran saporo, sì. Ma il gran saporo che c'è un'operazione da fare, bisogna tagliare le chele, anche Eccole questo. qua, come qua, Cioè, recuperi anche le chele comunque. Sono più grandi questi qua, quindi hai più resa. Ciao Iro. Vediamo bisogna. Sembra arrivato poco. Siamo arrivati alla fine. Sì. No. Allora, è l'ultimo? Allora, l'ultima nassa e non abbiamo visto ancora un pesce, solo granchi blu. Quindi effettivamente è un problema. Sì. Qua siamo appunto nella laguna di Caleri. Ma grande. Vai. Io bella, sulla mina girare, perché sulla mina ferma. Ritornate alla base, adesso facciamo un resoconto di quanti granchi blu abbiamo preso. Allora, grazie ai lupi di mare, Ilo e Ortis, per questa gita. Quanti sono? Una quarantina? Qua arriveremo anche 50 qua. Anche 50 granchi blu. Granchio blu, in ogni caso, è un bel animale dal punto di vista estetico, Sì. però è un bel bastardo. Grazie signori, Al bagno. grazie ai lupi di mare.
Mangia lui e noi facciamo venire a mangiare. Ciao, grazie. Ciao bello, ciao.